La crisi finanziaria che ha investito le banche ha avuto ripercussioni pesantissime sulle famiglie e sulle imprese. Molte famiglie hanno perso i risparmi di tantissimi anni, molte imprese si sono trovate senza il denaro per far funzionare l'attività. E sembrava che a un certo punto dopo questa crisi le cose fossero cambiate e che oggi ci si possa trovare di fronte a un sistema bancario che fa ricorso all'economia vera e non a prodotti poco trasparenti. Invece purtroppo questa pratica sembra continuare, ne sono consapevoli anche coloro che lavorano all'interno delle banche, gli impiegati delle banche, e parlo di banche nostre anche, le banche popolari, le banche che operano sul territorio del Veneto. Ebbene, questi impiegati si trovano a dover piazzare dei prodotti poco trasparenti, dicevo, ai clienti. Questa è una brutta storia. Le direzioni, il management di questi istituti di credito devono cambiare stile, ma soprattutto serve un maggiore controllo, ci vogliono controlli, e questo controllo sono convinto che l'Europa lo possa esercitare, anzi lo debba esercitare a tutela dei cittadini.